Cala il Covid, l'epidemia morde sempre meno ma non scende repentinamente, non da svuotare le terapie intensive. Insomma lui, il virus, c'è, si vede meno ma c'è ed è in mezzo a noi. Abbiamo sicuramente un calo importante dell'infezione, lo si vede anche nella curva dell'infezione. C'è da dire che però da un po' di giorni i numeri sono in calo, ma non un calo così importante. L'algoritmo ci dice comunque che continuerà il calo. Dopodiché, ripeto, la sfera della verità, ve lo dico sempre, non c'è in mano nessuno. La battaglia oggi più che mai si combatte con i vaccini. Il Veneto ha sfondato il 1.750.500 dosi, pari all'86,4% delle forniture regionali. La scorsa settimana il record di somministrazioni 254.500. In totale il 24,2% della popolazione ha ricevuto almeno una dose. Il 10,9% ha avuto anche la seconda. I disabili con almeno una dose sono il 67,5%, i vulnerabili il 58,8%. Intanto si scalda la stagione, si va verso una primavera più calda, verso un'estate in cui le temperature aiuteranno, se non altro perché la vita sociale si trasferirà all'aperto. Gli esperti ci dicono che la buona stagione dovrebbe aiutarci per un po' di fattori, primo tra tutti del fatto che c'è più arieggiamento dei locali, perché le temperature sono cambiate, perché comunque ci sono i raggi ultravioletti che, fra virgolette, pesano di più in questa fase, diciamo, primaverile estiva, perché comunque si vive di più all'aperto e questo dovrebbe aiutarci. Ma non è, diciamo, il salvacondotto per non portare più la mascherina, per non occuparsi dell'igiene delle mani e in particolar modo per evitare gli assembramenti. La vera preoccupazione sono gli assembramenti.